Rieccoci a Primus Inter Pares, consueto appuntamento del gruppo TV7 del mercoledì. Siamo in rigorosa diretta, avete già visto il numero per telefonare e per mandare i messaggi. Vi ricordo che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, quindi potete scrivere moderatamente ovviamente tutto quello che volete. Noi cercheremo di accontentare nel limite del tempo del possibile, perché dovremo anche commentare tutti i servizi che abbiamo e che dovremo mandare in onda. C'è già una telefonata, sentiamo che abbiamo in linea. Pronto? Buonasera. Con chi parliamo e da dove? Buonasera, sono Giorgio di Padova. Da dove, signor Giorgio? La zona? Niente, io sto ascoltando, la vostra trasmissione qua e vorrei sentire adesso una risposta dal signor Saia, perché ha detto che Bitonci non ha fatto nulla. Mi dispiace che il signor Saia sia stato 2 anni e mezzo con Bitonci e mi viene a dire adesso che Bitonci non ha fatto nulla, mentre Giordani è una brava persona, è onesto e questo non lo metto in dubbio. Però io vorrei sapere che Giordani fino adesso cosa ha fatto per Padova. Io vedo che Padova ha fatto zero assoluto, perché c'è il degrado totale, accattoni, sporcizia, foglie dappertutto, il centro che non funziona. E mi sta dicendo che Giordani sta facendo del bene di Padova. Vorrei sentire la risposta del signor Saia e come mai che è stato 2 anni e mezzo assieme a Bitonci e adesso per televisione vi dire che il signor Bitonci non ha fatto nulla. Grazie signor Giorgio. Adesso risponderà, volevo solo dire che non per difendere nessuno, io cerco di raccontare i fatti come sono, che Giordani è pochissimo che è sindaco, dunque non sono passati 2 anni e mezzo, poi se farà male o no, però il tempo a una persona credo sia giusto darglielo. La risposta al signor Giorgio Maurizio Saia. Non ricordo proprio, anzi mi hai fatto una domanda e tu hai anche detto no, non è così, cioè, io non ho mai detto che non ha fatto nulla, ho detto che ha fatto molto meno di quello che si era impegnato a fare, ho detto che ha venduto in campagna elettorale cose che non ha fatto, ma non ho detto che non ha fatto nulla. E abbiamo fatto, perché non è che le ha fatte lui, le ha fatte anche gli altri assessori, ci sono state tante cose che magari lui si è intestato, ma fatte da assessori, magari di quelli che se ne sono andati o che sono stati cacciati come Grigoletto, sulle tasse per esempio o altri. Quindi questa cosa non l'ho detta. Per quanto riguarda Giordani, io persino posso darle ragione sulla situazione che per certi versi è peggiorata. Però innanzitutto le responsabilità cominciano a essere su normative che stanno diventando sempre più lassiste e su gestioni che hanno carattere nazionale, perché il fenomeno dell'immigrazione ha portato una presenza infinita di persone sicuramente che hanno bisogno di aiuto, disperati eccetera, ma poi sappiamo benissimo che non sono molti quelli che sono realmente da accogliere, molti sono economici o comunque addirittura profughi che poi vanno... Giorgio le ha chiesto perché non l'ha detto prima, è stato 2 anni e mezzo con lui, sì, no, ma molto probabilmente non aveva seguito per questo. Ho provato in tutte le maniere io a cercare di raddrizzare le situazioni, avevo un sindaco che mi prendeva in giro, faceva finta di dire non gli poteva fregare di meno, ma ripeto perché non immaginavano che sarei arrivato a quel punto, non ci credevano, ho passato gli ultimi 6-8 mesi a urlarlo, guardate che me ne vado, guardate che veramente rischiate di andare a casa, perché se cedo io non tanto perché c'erano i numeri o meno, ma perché sapevo che si apriva una frana, perché il ruolo mio politico era pesantemente diverso. Certo, telefonata, sentiamo un'altra. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Giovanni da Padova. Prego signor Giovanni. Ecco, vedo una persona persona che mi sembra frustrata e rancorosa. Questi sono i 2 motivi che parla così, arrampicandosi sugli specchi. Perché mi sembra impossibile che una persona di destra appoggi un sindaco che è stato eletto con i voti determinanti delle sinistre, di Pedro, dei centri sociali, e lui appoggia gente del genere. Quindi non è motivato da problemi, come ha detto fino adesso, ma solamente dal rancore e dalla frustrazione. È da persona, un traditore in poche parole. Questa è la mia opinione. Va bene Giovanni, grazie, le risponderà subito Maurizio Saia. Prego Maurizio. Innanzitutto la coalizione del sindaco Giordani all'inizio non aveva la parte di coalizione civica. Era un sindaco dove la parte più sinistra era il PD renziano, neanche tutto il PD renziano, quello più morbido diciamo. Dopodiché aveva liste civiche
che io chiamo anche di centrodestra, perché la sua stessa lista è fatta di molta gente che ha derivazioni e origini o comunque non impegno politico, ma sicuramente, a parte alcuni anche di Forza Italia uscenti dal Consiglio Comunale, la mia lista è una lista di centrodestra moderata, quella che abbiamo fatto, non mia, che abbiamo fatto insieme con gli amici che mi avevano sostenuto nel 2014, quindi stiamo parlando di un candidato civico, un imprenditore. A me ha detto cosa ha votato in passato, ma credo che sia, non devo dirla, ma sicuramente non un uomo di sinistra inteso nel senso classico. E poi gli è capitata una disavventura in campagna elettorale, questo gli ha nociuto in termini elettorali, devo dire, perché questa è la verità e ne parlano Coalizione Civica, ne ha approfittato un pochino perché erano i primi a dire sindaco non sta bene, cosa votate questo, votate per Lorenzoni. Alla fine si è dovuto fare l'apparentamento molto sofferto, noi non eravamo d'accordo su questo, però poi alla fine deve comandare una persona e era lui candidato, quindi lui ha deciso, secondo me ha fatto bene, adesso sta gestendo una situazione non facile, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, voglio dire, è possibile che in un'amministrazione locale si debba per forza connotare destra o sinistra quando un comune va gestito con metodo e un progetto, un programma. Questo non è un programma di sinistra o di estrema sinistra, quello che ha Giordani. E Giordani non è un sindaco di sinistra, è un sindaco civico. E quindi fra poco, molto probabilmente, e io da uomo di destra me lo auguro, molto probabilmente fra qualche mese si dovrà confrontare con un governo di centrodestra a Roma. E non ha nessun problema, perché gli amici ce li ha anche là e perché probabilmente, voglio dire, da civico non ha problemi, lui sta pensando bene alla città. Se gli diamo 2 minuti per dire di organizzarci, io vedo anch'io tante carenze, gliel'ho detto sulla sicurezza. Messaggi, poi parliamo di sicurezza. Vorrei che ci fosse una strategia, certo, messaggi, perché rischia di fare all'inverso le cose che faceva. Ti ho visto bene sul palco con Giordani a cantare Bella Ciao. Mai cantato Bella Ciao, anche questa è una fake, una balla che arriva dall'entourage di Bitonci, mai quindi cantato Bella Ciao. Dalla grande Padova alla Padova. Proprio alle miserie, tirare in ballo il cane che si chiama Benito, cioè siamo proprio alla pattumiera, pagato, questo, quella, sono tutte puttanate. Ma veramente io credo che ci si debba vergognare di dire queste cose, che sono i fans della curva intesa la curva in questo caso di Bitonci, e non mi interessa, non dico, l'elettorato va rispettato tutto, ma io quando mi sono candidato sindaco, qualcuno mi ha detto, ma c'hai quello che non è proprio di destra, c'hai quello che addirittura è un ex... Non mi interessa, non me ne frega niente. Bella Ciao non l'ha cantata, quindi non è vero. Il messaggio successivo era un altro critico, credo, nei confronti di Maurizio Saia, dalla grande Padova alla Padova dei notai. Vergogna, ovviamente ne abbiamo già parlato. Secondo me si deve vergognare questa persona. Valuti le situazioni, perché quando a me non mi credono, tu sogni la grande Padova e dai una mano a Bettina e Lorenzoni, hai sbagliato. Ma io non ho dato in mano niente, voglio dire, non mi sono neanche candidato. Dai una mano, non in mano, dai in mano, non la do in mano, io voglio dire, se il sindaco attuale sulla grande Padova farà l'impossibile per veramente farla e non sugli spot e sul nulla poi alla fine come sostanza, e non fatta così. La grande Padova è tutta sindaci di destra e di sinistra che ci siano, ti devi confrontare con tutti, perché quello è l'anello della città, quelli sono i 13 o più comuni e quindi con tutti devi dialogare. Bitonci non lo faceva. Se alla gente questo non gliene frega niente e se viene fuori con una frase così, a me non interessa convincere questo elettore della bontà delle mie idee, perché ho capito che ragiona in maniera diversa, ragiona col paraocchi di chi? Io sono di destra e quindi voto solo uno di destra, anche se è uno che ha sbagliato, che ha fallito, che si è impegnato a fare 1000 cose, ne ha fatte 10, non ha dato la possibilità ai suoi di fare, non ha condiviso, non ha ricucito la città, non ha rinsaldato la sua maggioranza, ma l'ha presa a pedate, un pezzo alla volta se l'è persa da sola, in un centrodestra che lo ricandida sapendo che rischiava di perdere e ha perso. E gli è stata bene, il problema non è rancoroso, io amo la città, se io penso, il rancore viene quando uno deve fartela pagare, io non ho niente da fargliela pagare, io mi sono tolto, ho interrotto un percorso politico
mi costa parecchio pensare che l'ho dovuto fare perché io ho sbagliato, a me non interessa dare le colpe a Bitonci, io ho sbagliato a sostenerlo, io ho sbagliato a fidarmi, non c'è nessun altro che ha responsabilità, me le assumo tutte, ho sbagliato io, quando mi casca, io sono stato educato così, se mi casca un vaso in testa mentre cammino, non so quello che mi sa dire, se è colpa sua, se è colpa... No, mi chiedo dove ho sbagliato io, pensa come mi hanno educato, mi chiedo sempre prima dove ho sbagliato io e qua me le assumo anche perché ero il capo di quel gruppo che mi ha sostenuto a sindaco e quindi ho fatto degli errori, dovevo ascoltare di più i miei e probabilmente la storia della città sarebbe stata diversa. Probabilmente avrei dato anche delle possibilità a Bitonci di non fare degli errori se non avessi fatto l'assessore, se fossi stato in consiglio comunale e il mio voto diventava determinante per dire no Ciccio, questa roba non era nel programma, e no, non è che facciamo il giro in autobus per vedere le zone dove mettere l'ospedale, e no che ti inventi uno stadio perché pensi di comprarti 10 ultra in questa maniera o perché ti è venuto il trip di farlo lì e perché non hai trovato altre soluzioni su Lugano, e soprattutto le condividi queste cose, non è che le leggi sui giornali il giorno dopo, l'amministrazione ha deciso, la gente mi fa, ciò che avevi deciso sta roba, mi non ho deciso niente, dove c'è scritto? Sul giornale, perché lui decideva le cose in beata solitudine o te ne comunicava al martedì in giunta, voglio dire. Telefonata, sentiamola, pronto, buonasera. Proprio no. Mi scusi, con chi parliamo e da dove? Io sono Luisa da Selvazzano dentro. Prego signora Luisa. Allora, a me poco importa e come penso tante altre persone, ma soprattutto padovane che hanno votato Bitonci, ok? E poco importa delle beghe interne del comune, che voi non andate d'accordo, che vi guardate male, che il sindaco non vi dà retta. La gente normale, poco importa, è importante il risultato. La città con Bitonci ha cominciato a respirare, i nostri figli sono andati a scuola senza la paura dei negri, degli extracomunitari che li aggredivano. Mio figlio mi ha detto: mamma, non c'è più nessuno in stazione. Ho mandato mio figlio alle 2 di notte, si è trovato fuori, c'erano state delle pattuglie che avevano già fatto delle retate, era una cosa impressionante. Padova pulita dalla gentaglia. Certo, ma mi scusi signora, ma lei vive a Selvazzano? Dunque... Io vivo a Selvazzano, un figlio che va a scuola in centro deve arrivare fino alla stazione tutti i santi giorni. Voi non avete mai pensato alle mamme, ai genitori, quanto pensiero abbiano avuto e che risultato ha dato queste cose? Certo. Di vedere Padova pulita da questa gentaglia. Adesso siamo tornati ancora peggio di prima, peggio di quando c'era Zanonato, avete capito? Ha capito Zaia che cosa ha fatto? Lei ha ferito la città. Grazie, è stata chiara signora, è stata chiarissima. Saia, se vuole rispondere. Anche un po' di Valium, scusami se non voglio essere offensivo, ma insomma sta proprio... Ecco, questa è la curva. Allora, rispondo semplicemente. Intanto, se c'è qualche merito sulla sicurezza, non è certo i Bitonci, ma del sottoscritto, perché io andavo di notte, io andavo di domenica, io andavo al buio, io andavo con gli uomini in strada e spesso e volentieri qualcuno ha detto te sei matto perché affrontavo le situazioni pesanti, anche perché caricavo la rabbia dei cittadini. Quindi se c'è qualcosa che è migliorato, non cominciamo a dare meriti a chi in stazione ci è venuto con la scorta 3 volte o mandava la polizia locale stando seduto in poltrona in palazzo. Ma quello che voglio dire è che oggi io ho il coraggio di dire che se ci fosse ancora la giunta Bitonci, nella situazione finale in cui io non riuscivo più a fare niente, ma non è che la situazione stava già peggiorando anche in città mentre c'eravamo noi, inutile che ci prendiamo in giro, e io sono quello che può dirlo più di tutti perché ho il termometro della situazione, ma la situazione è cambiata in tutto il paese, la situazione è peggiorata perché il fenomeno dell'immigrazione è stato devastante, gestito da cani ideologicamente. Quando si gestiscono le cose ideologicamente a destra come a sinistra si sbaglia, si fanno cappelle, perché non si sta sul tecnico, non si sta sulla verità, ma si deve fare le cose per farsi vedere.
Allora, se le situazioni sono cambiate in tutte le città in questi ultimi mesi, la colpa arriva da Roma, dove ci ha scaricato presunti profughi, o tali, reali, pochi e molti non veri, di cui una fetta di questa enorme ondata, che adesso sta calando grazie a Minniti, grazie a accordi, grazie a pressioni, grazie anche alle elezioni probabilmente, ma troppo tardi, per l'attuale governo di centrosinistra. Questa situazione è derivata da gente che arriva, non gli fai fare niente, non c'è una normativa che li mette nelle condizioni di trovargli lavoro, per il lavoro non c'è. Ci sono mille problemi e c'è una fetta di questo che va sulla criminalità, perché tanto 1.000 euro li guadagnano in un giorno vendendo droga. Poi parleremo un po' del problema della droga, perché qua sono tutti per bene, no? Io trovo solo cittadini che ce l'hanno su con gli spacciatori, non riesco mai a trovare uno che si droga. Eppure, siccome io ho fatto l'assessore seriamente, sono andato a tanti processi dove venivano presi 10, 12, 15, 16 volte gli stessi spacciatori e riuscivano il giorno dopo, presi dalla polizia locale, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato. Ma quanti padovani si drogano per essere noi diventati la capitale in questo senso? C'è una grande offerta perché c'è una grande richiesta, un gran consumo, ed è una cosa di cui forse questa amministrazione spero che cominci a preoccuparsene, almeno da quello che mi dice il sindaco. Messaggi, certo. Cioè, voglio dire, ma di cosa stiamo parlando? Messaggi, comunque, vediamoli subito la poi. La sicurezza è diventato quel problema che dice la signora, che è vero, non esaltato in questa maniera, è un problema nazionale. Padova non ha mai capito niente e che se è caduto è perché si è incartato da solo. Chi sarà il prossimo candidato del centrodestra a Padova? Paolo di Sant'Osvaldo chiede questo. Andiamo avanti, così li leggiamo tutti perché ne arrivano davvero moltissimi. La caduta della giunta Bitonci ha portato estremisti come Lorenzoni e i suoi sostenitori a governare la città. Purtroppo si dovrebbe riflettere anche su questo, ce lo dice Marco. Andiamo avanti. I sindaci si sfiduciano in consiglio, non a tradimento, colpendoli alle spalle. Di questo ne abbiamo parlato, credo, tutta la puntata o quasi. Andiamo pure avanti. Ovviamente l'ultimo poi è la sensazione che il signor Saia sia sincero e mi sento in dovere di ringraziarlo per il coraggio che sta mettendo questa sera per dire nero su bianco il suo pensiero. La politica si fa condividendo e con umiltà. Avete fatto bene. Ovviamente facciamo così, Maurizio Saia, perché abbiamo tante cose. Saia era il mio candidato preferito, però malgrado il suo racconto resta un traditore. Se aveva capito fin dall'inizio doveva non accettare l'incarico e credo abbia già risposto dicendo non l'avevo che capito. che non l'aveva capito. Non l'avevo capito. Non l'aveva capito e quindi è stato l'errore che sia colpa sia addossa. Allora andiamo a vedere un attimino, ieri è uscito la teoria su 24 ore, abbiamo ripreso sul mattino la videata delle cose, poi vediamo il servizio sia con l'intervista a Giordani che a Bitonci per quanto riguarda Padova, come sta vivendo questo momento. Eccolo qui, adesso io ho il monitor distante, però vedete che i parametri sulla giustizia e sicurezza, dalle rapine alle truffe, agli scippi sulla destra sono aumentati e Padova è al 70° posto per quanto riguarda giustizia e sicurezza. Poi vedete anche sopra i parametri per quanto gli acquisti online, praticamente la città di Padova com'è il termometro odierno alla data di oggi, però i dati, come diceva prima Maurizio Saia, si riferiscono alla precedente amministrazione. Allora, dopo questo... No, ma c'è di più, questi sono i dati della provincia di Padova. No, non viene mai spiegato. Questi sono i dati di tutta la provincia di Padova. Certo, la provincia di Padova sono 700.000 abitanti. No, quasi 1 milione. Ecco, e di cui Padova ne ha 210.000. Se uno apre il giornale alla mattina, i furti, la maggior parte dei furti in percentuale, che è esplosiva, sono fatti a Mestrino, a Vigonza. In periferia, insomma. Dove c'è meno controllo, perché la polizia sta in città, lì ci sono carabinieri, ma sono pochi, eccetera, eccetera. La legge non è preventiva. Però anche questo è stato comunicato male, perché i dati del Sole 24 Ore... Sì, ma ogni anno c'è stato... Io li seguo da 30 anni, rientriamo pure in studio... da 22, 23 che il Sole fa queste robe, e ogni anno c'è la solita gag, cioè la città è migliore, peggiore. Non è la città, è la provincia. Sono dati provinciali, primo. Secondo, ci tengo a rimarcare l'intervista di Bernabei, che è stato uno dei migliori questori che Padova abbia avuto. Veramente lo dico proprio perché ci ho lavorato insieme ed è una persona che, non perché lo dico io, perché era amato dai suoi uomini. Questa è la differenza tra un buon questore, perché uno può essere un buon questore, ma se i suoi uomini non lo capiscono, è vero. Gli manca sempre qualcosa. Lui era un buon questore e sapeva anche essere amato dai suoi uomini.
e ha detto delle cose inoppugnabili. I reati erano calati, sono calati, e è andato via con aumentata solo la Parla droga. della città lui, però sta parlando del comune di Padova, non stava parlando della provincia. Anche in provincia c'era stato un calo. Poi è vero quello che stanno dicendo, perché le cose che sarebbe in un paese normale, scippi e il piccolo spaccio, lo scippo, il borseggio, che creano un enorme allarme sociale, sta gente che si sente arrogante, cioè sono cose che si risolvono in 30 secondi. Cioè io voglio dire, vado spesso in Albania per lavoro, ma te puoi girare di notte con i dollari, gli euro, quello che vuoi che ti esce, perché? Perché c'è una legge preventiva, là è come una volta qua, cioè se ti prendono intanto stai dentro veramente, la polizia non sono là a controllare se ti ho toccato, ti ho stretto troppo, ma magari, non dico che sciaffone parte, però sicuramente è inutile che facciamo finta di non saperlo, cioè quando vieni preso un poliziotto gli porti rispetto, adesso gli sputano addosso, gli vomitano in macchina, se ne frega, beh. Ma questa Diciamo è la che legge, qui in la Italia c'è situazione più è garantismo. peggiorata, lo ribadisco, sono arrivate tonnellate di extracomunitari, di cui una minima parte, ma che è enorme nel rapporto della città, Diciamo che in non si Italia c'è comporta più, bene, diciamo sono Maurizio dati Saia, inoppugnabili. che in Italia c'è più garantismo che all'estero per quanto Sì, riguarda ma non è più la giustizia. ma non è più garantismo, è un'offesa al garantismo di sta roba. È un'offesa al garantismo, però dabbenaggine, fesseria e ideologia, perché l'ideologia, no, le carceri sono piene, allora costruiamo carceri, no, li mandiamoli fuori. Telefonata, sentiamola, pronto? Buonasera. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Io mi chiamo... Pronto? La sentiamo bene, con chi parliamo e da dove? Ah, bene, bene. Io vorrei parlare con l'onorevole Saia. Come si chiama? Lei signora come si chiama? Tosca. Abito in stazione. Prego signora Tosca. Sì. Io vorrei sapere cosa ne pensa l'onorevole di questa situazione che c'è in stazione. So che lui è una persona che ha studiato molto sulla sicurezza. Vorrei sapere lui come la gestirebbe, insomma, questa situazione, perché sento che è una cosa che manca proprio. E una cosa penso, certe persone, per il signor onorevole, hanno quasi paura, perché è troppo, come si può dire, competente di queste cose, capace di riuscire a farsela sulla sicurezza, perché i suoi studi sono stati tanto importanti. Certo, è stata chiara signora... cosa ne pensa. È stata chiara signora Tosca. Maurizio, cosa si deve fare in stazione per migliorare la situazione? Se la domanda della signora? No, con la giunta Bitonci ho chiesto delle azioni importanti sulla stazione, che sono state solo annunciate: compriamo l'hotel ex Abrito che casca a pezzi, vogliamo risistemare il cavalcavia, vogliamo mettere a posto. Ho portato 3 volte i proprietari dell'hotel Monaco, che è chiuso da anni e che diventa uno dei principali problemi di ricerca. Io sono riuscito a fare micro interventi, a togliere la sbarra, e la polizia il giorno dopo mi ha ringraziato perché hanno fatto subito un arresto, perché o chiudi la zona a tutti o la lasci aperta in modo che la polizia, l'unico deterrente che può fare è continuare a passare. Cioè sulla stazione andava e va fatto ancora un'opera di rigenerazione urbana, perché l'humus negativo della delinquenza sta dove c'è più degrado. La stazione non deve essere obbligatoriamente un porcilaio. Abbiamo le ferrovie che sono vergognose, che dalla parte di via d'Avanzo per fare un sottopasso ci sta mettendo 10-15 anni e sono da denuncia, perché il degrado nasce anche dal casino che c'è, dallo sporco, dai negozi che chiudono, eccetera. Ma tu devi rigenerare, devi impegnarti, devi far diventare un giardino, un salotto, il posto. Poi fai anche le azioni di polizia. Ma l'articolo 1 dei comandamenti della sicurezza urbana sono che deve eliminare il degrado. Su Piazza De Gasperi ho insistito per 2 anni col sindaco Bitonci di attivare un progetto che avevo fatto di tirar giù la casa, che adesso l'amministrazione attuale ha detto che la tira giù l'ex Avis, di togliere il degrado, di aprire la viabilità. La viabilità l'avevo chiusa io 20 anni fa con la Destro, perché c'erano le prostitute. Avevano le prostitute che arrivavano fino in centro e in Piazza De Gasperi era strapieno. Abbiamo chiuso la strada e il giretto che uno passa per contrattare, eccetera, non poteva più farlo. Prostitute
dalla chiusura, il giorno dopo scomparse. Oggi ci sono le sacche invece di degrado, extracomunitari o balordi vari, spacciatori eccetera. E quindi bisogna renderlo vivibile. Insomma. Allora c'era già il progetto, ma l'avevamo condiviso con i cittadini, abbiamo coinvolto gli amministratori di condominio, sono 5-6 amministratori in tutti quei palazzi, a Piazza dei Gasperi, sono tanti pezzi. Avevamo fatto, la viabilità non era un problema, si usciva da via Fosco, non si faceva un appesantimento del traffico, ma davi la possibilità alla polizia di girare, la polizia non ci va mai. Certo, messaggi. Dovevamo fare i giardini, dovevamo sistemare le giostre, dovevamo fare l'illuminazione più bassa, dovevamo fare una serie di interventi, ma soprattutto la roba importante, i proprietari italiani che hanno venduto a 5, 6, 7 macellerie islamiche, senza nulla contro le macellerie islamiche, ma un concentramento così di carattere etnico di un certo tipo di gente, eccetera, dove ci sono le brave persone ma anche non quelle brave, e comunque tu devi fare integrazione, non creare sacche etniche di questo tipo. Devi dare la possibilità ai proprietari di dire, siccome quelli ti pagano magari in nero e subito e certi, invece io ti defiscalizzo se mi fai il ristorantino carino, perfetto, se affitti, sì. Allora così recupera il degrado, cioè deve avere la pazienza di costruire un percorso che non lo fai in 2 secondi, ma devi partire subito. Ci vuole tempo. Quello non è stato fatto niente. Messaggi, andiamo a leggere i messaggi. La stazione tutta così dovrebbe essere certo, fatta. Andiamo a leggere i così. messaggi, ma se in 2 anni Bitonci ha fatto fuori 4 assessori su 9 e ha perso 5 consiglieri su 20, ritenete sia un sindaco all'altezza? Questa è la domanda che abbiamo già risposto. Da ricandidare, aggiungo io. E da ricandidare, perché poi quelli che l'hanno ricandidato soffiavano sul vento prima, capisci? Dicevano va avanti. Andiamo, altri messaggi dalla regia. Maurizio, tu vieni come me dall'MSI e sai come Almirante odiava questi giochetti politici. Come hai fatto a metterti con Bitonci sapendo già come aveva fatto il sindaco a Cittadella? Non capisco, Dino. Non lo sapevo, me l'hanno detto qualcuno, volevo verificare, mi sembrava impossibile. Certo, io mi sono candidato sindaco, quando tutto il centrodestra fiero, anche chi poi ha ammesso di aver sbagliato, tipo qualche assessore che è stato poi cacciato, e mi hanno detto, ma tu cosa fai? Sei più bravo che vai da solo? Mi sono candidato perché non conoscevo la persona, mi pareva, detto, poi veniva da Cittadella, c'entra con Padova, cioè voglio dire... Aumento, mi scusi, aumento il ritmo dei messaggi e telefonate e dell'ultimo servizio perché davvero qui non ne veniamo più fuori. Ma perché Megge rabbia se è determinazione? Signor Saia, mi sembra che le sue parole siano frutto di una grande rabbia nei confronti, aspetti che lo leggo, nei confronti di Bitonci più che di un'analisi dei fatti. Vediamo che l'ultimo poi risponde, l'ultimo di questa fascia perché mi sta dicendo moltissimi. Saia, ma con che coraggio ti fai ancora vedere in giro? Hai consegnato la città alla sinistra, appoggiata da te, che eri un uomo storicamente di destra. Ora cerchi di arrampicarti sugli specchi per salvare la tua faccia. No, non ho niente da salvare perché sono a posto con la mia coscienza. Se tu ragioni col paraocchi destra-sinistra, non mi interessa, sei fermo all'anteguerra, sei fermo all'altro secolo, dove si ragiona ancora destra-sinistra, perché vedi, a me fa anche da ridere, lasciami un altro sfogo. Oggi fa molto figo, busti del Duce, fascismo di qua, il Duce aveva fatto così. Io mi ricordo negli anni 70, quando perdevi anni di scuola, perdevi la salute, rischiavi la vita e le prendevi, sono 38-40 i ragazzi come me che... io sono stato ben fortunato perché io le prendevo solo, non ero molto forte. Fisicamente non fisicamente, ma cioè che sono morti in quegli anni di destra. Non ho visto tutti sti anticomunisti, tutti sti... Cioè, mi fa da ridere certo. Che oggi sono tutti di destra. Stiamo governando una città, bisogna governarla onestamente e qua qualcosa non mi tornava, non mi riferisco al sindaco, ma non mi tornava negli uomini magari di sua fiducia. Si fa condividendo, ascoltando i cittadini e facendo quello che i cittadini chiedono e non propaganda. Telefonata, sentiamola. Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Mi sentite? Sono Linda da Padova. Prego signora Linda. Allora, io volevo dire al signor Saia che la disprezzo tantissimo come politico. A sentire i suoi discorsi sembra di sentire un bambino capriccioso che si giustifica perché ha rubato la marmellata. Sono giustificazioni che non hanno nessun senso. Io vedo soltanto una grande invidia nei confronti di chi è più bravo di lui e ha fatto e deve avere sulla coscienza che ha rovinato Padova, che ha portato Padova a far vincere i comunisti. Questo è un uomo di destra che io pensavo fosse una persona coerente. Bisogna avere ideali, bisogna credere, avere coscienza, non cambiare, rovinare così di punto in bianco per invidie, che sono solo invidie.
lo sanno meglio di lei com'è, lo sanno, è inutile che si arrampi sugli specchi. Ecco, spero che non lavori più nella politica e che faccia un altro lavoro, spero di non vederla più. Buonasera. Grazie signora Linda, comunque prego la risposta a Maurizio Saia. Cosa devo rispondere? È sempre la solita cantilena. Io non pensavo di avere tutto questo potere. Bitonci se n'è andato a casa con le sue mani. Se sono stato io, in più ho fatto vincere il centro-sinistra, i comunisti, anzi, come dice la signora, tutto questo potere non pensavo di averlo. Io non mi sono candidato, ho sostenuto una lista e l'ho aiutato a organizzare, ho sostenuto in prima battuta un sindaco, lo ripeto, dove non c'erano quelli che chiamate comunisti, tali o meno che siano, e dopodiché c'è stato un apparentamento, ma io non ho deciso niente, quindi non capisco perché. Io dico invece a queste persone, candidate delle persone che non perdono la loro maggioranza. Per quello all'inizio di questa trasmissione dicevo che per una parte della città il traditore è stato Maurizio Saia. Le telefonate... Sai qual è il tema? Se Giordani, come io sono convinto, farà bene, e io sono convinto, gliel'ho detto anche stasera, ho detto tu hai una grande opportunità di sommergere nel ridicolo sulla sicurezza il precedente sindaco, dando in mano alle persone competenti quello che devono fare per ricreare condizioni migliori in una città che effettivamente aveva iniziato, ma aveva 1 miliardo di strada da fare in più e non è stata fatta. Se io faccio l'elenco delle cose che mi sono state impedite dal duo Bitonci-Paolocci, posso riempire 3 trasmissioni, Giorgio, 3 trasmissioni, a cominciare dai soldi tolti tutti. Il centro cinofilo, eravamo i primi in Italia delle polizie locali, il centro cinofilo siamo diventati 0, per cui oggi riescono a comprare i cani e a rimpolpare quelli che erano andati in pensione. Il poligono, la centrale operativa, quella che lui vendeva sulla campagna elettorale che non è vera, tolti i soldi, e sono dati di fatto, sono dati oggettivi. Tolti, all'inizio c'erano e dopo 1 anno sono stati tolti per fare altre cose, per fare il plebiscito, per fare robe che non c'entrava niente con la sicurezza. Poi si intesta la sede dell'Arcella, che è una delle poche cose che sono riuscito a fare, va bene, e si prende lui i meriti che non ha, perché l'ha ostacolata quella sede. E lo sanno i dirigenti a cui urlava che si spendevano troppi soldi per poter prendere in affitto sta sede e fare uno dei vari anelli che avevo studiato per rendere più sicura la città, facendo dei veri e propri comandi, e l'Arcella in primis doveva avere un comando autonomo, che quello che verrà fatto con la riorganizzazione, dove ci saranno degli uomini. Dovevano fare i concorsi, non sono stati fatti. Quando il governo finalmente ha aperto la finestra per poter assumere polizie locali in 7 regioni su 20, e il Veneto era una di queste perché erano sotto di organico, ho detto domani mattina si fa il concorso. Ne avevamo fatto uno bellissimo con la Destro, assunsi 180 uomini. Beh, no, non è stato fatto. C'è telecamere sì tante, uomini ad assumere niente. Ricordo per la par condicio, ricordo ai nostri telespettatori. Io ho la sensazione che molti cittadini non conoscono, si fermano. Si fermino la settimana destra, prossima, sinistra, la settimana prossima ovviamente avremo l'ex sindaco di Padova Massimo Bitonci. Sì, ma su Giordani, non perché io debba difenderlo, perché anch'io non sono riuscito a fare critica a Giordani, io ne avrei da fare. Perché le strategie in sicurezza urbana si fa strategia e oggi non c'è ancora strategia. Aspetti che ne parliamo ancora. La prolunghiamo. Lei mi aveva detto facciamo pressione, andiamo via, invece vede che è lunga questa trasmissione, dobbiamo che allungarla, ringraziando ovviamente il nostro editore per poterlo fare. E vi ricordo, vi stavo dicendo che la settimana prossima, per ovviamente rispondere a tutte le accuse che questa sera ha fatto Maurizio Saia, avremo anche Massimo Bitonci, e quindi per la par condicio della televisione nostra, insomma, ovviamente cerca di chiarire. Cercavamo di fare un confronto entrambi, un po' è difficile perché presumo ci voleva un po' la scorta per poterlo fare, presumo la Celere, sto scherzando ovviamente, però cercheremo di dare voce in capitolo anche ovviamente, come l'abbiamo sempre fatto d'altronde, anche all'ex sindaco di Padova Massimo Bitonci. C'è la telefonata, sentiamola. Pronto, buonasera, con chi parliamo, da dove? Buonasera, sono Nicola di Ponte Vigo d'Ardole. Prego signor Nicola. Sono stato un elettore del signor Saia e vorrei chiedere, quando parla di rispetto verso l'elettorato in generale, no? Sia di destra che di sinistra, sotto e sopra,
Volevo capire se il fatto di andare da un notaio a dimettersi, secondo lui, è rispettoso nei confronti del suo elettore, innanzitutto. La domanda poi dobbiamo, perché abbiamo altre telefonate, ne ha altre da fare? Perché non è andato in comune a dimettersi, a mettersi la faccia? Ma io non sono andato da notaio. Era un tuo elettore, te non sei andato a dimetterti in comune. Spiegami il perché. Allora il rispetto devi guardarti dentro sul rispetto prima di tutto, non puoi pensare che gli altri ti rispettino quando tu non hai portato rispetto ai tuoi elettori. Perfetto, è stato chiaro la domanda, prego, sai la risposta. Allora, intanto non sono mai andato da notaio, non dovevo andare da notaio, io mi sono dimesso da assessore prima che andassero dal notaio, fine della trasmissione, questo è il mio percorso politico. E io avevo 3 consiglieri comunali. Bisogna spiegare che dal notaio sono andati i consiglieri. Sono andati i consiglieri comunali. Io avevo 3 consiglieri comunali, di cui 2 hanno deciso autonomamente di fare questa scelta. Per le delusioni che loro avevano nei confronti del sindaco. Quindi non capisco perché si debba insistere su sta cosa. Cioè ho la sensazione che, continuo ad avere la certezza, ho la sensazione che qui non interessa il bene della città, non interessa le soluzioni. Io trovo gente di destra, di sinistra, di niente, che mi ringrazia o che mi critica, ma sulle cose fatte o non fatte, non sul fatto che vada a casa un sindaco che non è andato a casa per me, è andato a casa per se stesso, per lui, per gli errori che ha fatto e per come ha trattato tutto il Consiglio Comunale, tutta la sua maggioranza. Allora non capisco perché io devo rispettare, io sono stato votato per fare delle cose, se mi vengono impedite vuol dire che non le posso fare e rispetto i cittadini, gli elettori miei, poi qua starei molto cauto perché trovo, io avevo l'11%, però a sentire in giro quelli che mi criticano, che mi hanno votato, secondo me ero già intorno al 20-25, ma questa è una battuta perché poi sicuramente mi avrà votato e non lo voglio mettere in dubbio nei singoli, però mi pare che qualcuno ogni tanto esageri. Ma quello che mi interessa dire è che io ho rispettato il cittadino nel momento in cui io non potevo fare il mio lavoro e molti mi hanno detto che l'ho fatto, che ho rispettato il suo voto, ti è stato impedito, io ti ho votato e poi siccome c'eri tu ho votato Bitonci, quelli erano i miei elettori che mi hanno detto guarda io sono di sinistra però l'ho votata perché mi piace, oppure io sono di destra ma non interessa, ho votato te e voto Bitonci perché mi fido di te, mi fido di lei che lo sostiene. Siccome io sono stato trattato in una certa maniera, la mia coalizione è stata tutto il Consiglio Comunale, la maggioranza del Consiglio Comunale è stato trattato in una certa maniera. Non sono beghe questa è la politica, è come governare la città, perché quando uno pensa di governare da solo deve andare in un altro paese, in un altro Stato, certo, con regole diverse. Maurizio, siamo rimasti, abbiamo visto prima i dati. E comunque qua manca sempre un pezzo. Queste persone dovrebbero magari avere la pazienza o di aspettare o comunque avere almeno il dubbio e non buttarla sempre in politica, i comunisti, cosa si deve fare i comunisti, cosa stanno facendo? Lorenzoni è un estremista, la persona, io non lo conosco tra l'altro, pensa quanto sono addentro a questa amministrazione, non lo conosco neanche fisicamente, non ci siamo mai incontrati, ma non mi pare tutto meno che un estremista. Ma io mi chiedo, la parte, perché nessuno di questi non è stato tanto sibillino a un certo passaggio? E anche certi articoli, se li avete letti sui giornali o se avete il paraocchi non li leggete. Ma in questi mesi sono usciti tanti articoli sulla gestione della polizia locale. Scusi, se lei parla col monitor dovrebbe parlare con questa telecamera, capisco. Sì, hai ragione. Perché vuole rispondere. Perché vorrei entrare dentro i cittadini, perché io mi sono sempre esposto. Se vuole facciamo una trasmissione col pubblico. Io sono sempre andato in mezzo alle assemblee cittadine. C'è una telefonata. No, voglio dire, la parte diciamo morale, ecco, definiamola così senza dire giudiziaria o meno, è stata molto importante, determinante nella mia scelta. Ho detto qui no, perché mi arrivavano troppe voci, mi arrivavano troppi pissi baobao da aziende, da imprese, da società, da gruppi che erano fornitori di questo comune. Io non sto dando colpa a niente perché è accusando nessuno. Dico che però io ho ritenuto che si era andati oltre, ho fatto un esempio chiaro prima e poi ci saranno le attività giudiziarie e la giustizia che decide e se mi sbaglio verrà fuori che mi sono sbagliato. Io non sono sicuro che mi stavo sbagliando e comunque nel dubbio non ho voluto
diciamo, rimanere... Può essere più chiaro in quello che sta dicendo? No, oppure sono molto chiaro, ci sono delle cose che non mi tornavano. Può fare un esempio? Beh, l'ho fatto prima. Sì, quello dell'abbigliamento però... No, ma non è l'abbigliamento, sono 1000 cose, lo puoi fare sulle telecamere, lo puoi fare sulle macchine, lo puoi fare su qualsiasi oggetto che compri o qualsiasi servizio che fai. Basta stare sotto soglia e decidi tu dove andare, sempre. Non mi piace il suo sistema. Oltretutto senza controllo Sentiamo politico. la telefonata. Di solito il controllo deve essere... Telefonata, poi devo chiudere, abbiamo un servizio ancora da chiudere, da mandare. Ha visto 3 telefonate e messaggi e quanti, e chiedo scusa già ai telespettatori di quelli che non potremo né passare le telefonate né andare in onda, abbiamo già sforato magari di erano 20. quelli che sostenevano me. Erano magari quelli che sostenevano Maurizio Saia e sono già passati 20 minuti dall'orario di chiusura di questa trasmissione. Sentiamo che abbiamo in linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Sì, allora, buonasera, sono Stefania e siamo da Padova. Prego signora Stefania. Allora, prima cosa, Padova fa schifo, veramente, una sporcizia da cose del terzo mondo. Non c'è più quel minimo di sicurezza che c'era quando c'era Bitonci, accattoni dappertutto, ti vengono dietro in 2 e 3 da aver paura veramente, e questo sarebbe la giunta Giordani che il signor Saia ha appoggiato. Bravo signor Saia, sa cosa le devo dire? Che lei mi fa solo una gran pena e va a fare un altro lavoro, no? Grazie signora, ci siamo un po'... siamo andati tutti alla stessa riunione. Io dico e chiedo scusa, ormai siamo anche in chiusura, però si può intervenire, noi diamo la linea, l'importante è avere un comportamento, fare delle domande a Maurizio Saia come giusto sia, però dentro determinati limiti. Prego però la risposta Maurizio Saia. Ma c'è poco da rispondere, mi pare che la signora si commenta da sé, che mi dà la sensazione che siano stati tutti allenati da qualcuno, perché dicono tutti la stessa roba. Cosa devo rispondere per l'ennesima volta? No, soprattutto sulla sporcizia di Padova. La sporcizia, se si riferiva alla sporcizia per terra, questa è la PS, quindi il Comune ha un contratto che è stato riconfermato dalla precedente amministrazione, quindi vuol dire che gli andava bene, o se invece parla di sporcizia umana, io ho già risposto 30 volte. Messaggi, i problemi sono nazionali. Certo, vediamo i messaggi. Poi che tu puoi fare di più, sono d'accordo. Mi lasci leggere i messaggi. No, sono d'accordo che si possa fare di più, perché non voglio Dottor mica... Saia, ci può spiegare il caso Pedro, incontro con contratto d'affitto? Non so cosa vuol dire. Non lo so nemmeno io, però se lei mi aiuta. Ma cosa dice a noi? A Padova ci interessa sicurezza, immigranti e vivere meglio. A Padova chi comanda, Giordani o Bettin, secondo lei? A me pare che sia Giordani che con molto stile e con molta difficoltà sta cercando di governare, e secondo me più avanti va e più riuscirà nell'obiettivo. E più ci riuscirà. Poi, aspetta, leggiamo tutti i messaggi, poi li rispondiamo. Mi scusi Saia, ci sta che rompi con il tuo alleato sindaco, ma tu, uomo storicamente di destra, MSI, Alleanza Nazionale, eccetera, eccetera, passare alleato dell'estrema sinistra e dei centri sociali è solo stato tradimento, punto. Questo è il messaggio che credo Maurizio Saia abbia già risposto. Conosco Maurizio Saia da anni, un uomo di onestà intellettuale e per bene. Alessandro Piazzolla sul Brenta. Va bene, facciamo così Maurizio Saia, abbiamo il servizio, prima abbiamo visto i dati del Sole 24 Ore che, ripeto, qualcuno li ha presi come i dati per Padova, ma comprende anche la provincia, quindi quasi 1 milione di abitanti, e allora siamo andati a intervistare sia il sindaco Sergio Giordani che l'ex sindaco Massimo Bitonci su questo articolo uscito su Sole 24 Ore. Sentiamo cosa dicono. Non mi piace assolutamente, non so i termini come vengono fatte queste cose, per cui faccio fatica a giudicare. Leggo che qualcuno dice che il frutto della mia amministrazione, forse non sa che è proprio frutto della sua amministrazione, mi riferisco all'ex sindaco Massimo Bitonci. Noi stiamo cercando di migliorare molto la sicurezza, noi ci stiamo dando da fare e abbiamo trovato una situazione veramente difficile sotto l'aspetto della sicurezza. C'era il personale, ha detto, parlo di vigili, demotivato, c'era molta confusione, ha agito in maniera impropria con delle ordinanze per far chiudere i negozi, ha fatto esattamente l'opposto. La sicurezza sta migliorando
anche perché stiamo investendo nella qualità di vita, degli abbonamenti di tram, autobus gratis, piuttosto che le telecamere. Stiamo migliorando la situazione della vita, secondo noi. Poi vorrei ricordare che non è che la sicurezza dipende dal sindaco, la sicurezza dipende dal questore. Io collaboro con la questura, il prefetto, ma non voglio che sia scaricato su di me qualcosa che non è mia competenza. Questa cosa di finire dopo Reggio Calabria come sicurezza a Padova, io direi che è sconcertante. Questo fa capire quante bugie e quante falsità dice il sindaco e questa amministrazione nel campo della sicurezza. Il sindaco è un incompetente in materia, è chiaro, lo dico ovviamente a tutti i padovani, ma che se ne sono accorti. Un sindaco che dice che non bisogna più multare l'accattonaggio, che a Padova non ci sono problemi, che lui dorme tranquillo, che lui è tranquillo, ma insomma non è che il sindaco deve dire che è tranquillo, che la città non ha problemi, quando poi insomma ci sono giornalisti di testate nazionali che vengono picchiati in stazione, accoltellamenti ogni settimana, in zona Borgomagno, Cavalcavia Borgomagno e Arcella ci sono bande di spacciatori presenti, ma decine, che girano in bicicletta, che importunano la gente, cioè c'è un degrado estremamente evidente, e il Sole 24 Ore ha certificato questo grande fallimento dell'amministrazione Giordani-Lorenzoni. Se uno ascolta questa intervista non sa più a chi dà la colpa, perché il sindaco Giordani dice colpa della precedente amministrazione, l'ex sindaco Bitonci dice colpa dell'attuale amministrazione. Maurizio Saia mi chiarisce queste due... Io non capisco. Scusi, perché c'è la telefonata, almeno già abbiamo la telefonata, poi risponde alla domanda, mi scusi se la interrompo. Sentiamo che abbiamo in linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Ormai buonanotte. Con chi parliamo? Buonasera, sono Luca. Luca da Padova? Sì, da Padova, abito in zona stazione. Prego Luca. Niente, vorrei chiedere, innanzitutto io un complimento con l'onorevole Saia, perché comunque ritengo sia una persona preparata, un politico preparato, per cui lo ringrazio per quello che ha fatto in questi anni per Padova. Poi mi chiedo, si riesce, cioè lui avrebbe delle soluzioni da proporre anche per problemi specifici come quelli della stazione, cioè potrebbe darci qualche soluzione, potrebbe qualche soluzione visto le importanti competenze che ha, insomma. Quindi, certo. Ecco, questa è la mia domanda. Adesso le risponderà, però l'aveva già detto prima, molto probabilmente il suo collegatore aveva già risposto a questa domanda prima, però se rapidamente vuole rispondere, prenda anche le interviste dell'ex sindaco e del sindaco attuale. Sì, ci sono soluzioni che sono lunghe, lente, ma la prima cosa non è la presenza, la prima cosa è immediata ma non risolve i problemi, quello della presenza della polizia locale, come sta facendo Giordani, che ha fatto perché erano stati tolti da Paolocci, tanto perché gli ultra della curva lo sappiano, la curva di Bitonci, li ha rimessi, però c'è un problema, bisogna che ci venga anche la Polizia di Stato, bisogna che ci venga i Carabinieri, la Guardia di Finanza, cioè il sistema della sicurezza in Italia è articolato, complicato da tante forze dell'ordine, quindi bisogna che ci sia un concerto e un impegno da parte di tutti. Ma la rigenerazione urbana è importante. Poi dico un'altra cosa, ci sono delle associazioni. Il sindaco Bitonci aveva tagliato i fondi a tutte queste qua, perché diceva che perdevano tempo. Io più o meno di nascosto ho cercato di riprendere. La banca etica, per esempio, non mi interessa, una banca di sinistra, ma chi se ne frega, lo lascio agli ultra dell'ideologia dell'Ottocento, sono di sinistra, la banca etica, una banca che ha avuto il coraggio di stare nel posto più, tra virgolette, non dico schifoso, ma più complicato della città, e in più ha investito circa 1 milione di euro per prendere un altro pezzo, dove c'era una volta un coso che vendeva telefoni, quelli per extracomunitari, là che fanno i money transfer anche per le cifre che mandano all'estero, e ci ha aperto un'agenzia coraggiosa, l'Hotel Monaco, che è l'Hotel Grand Italia, Monaco purtroppo è chiuso, cioè noi dobbiamo riportare la qualità in quel territorio e dobbiamo avere l'accortezza di fare tutto quello che il cittadino può dire, beh guarda il Cavalcavia è bello, è pitturato, non casca a pezzi, non c'è sta roba che casca a pezzi, non c'è la stazionale, cioè ci sono delle... Allora da lì parti e
riporti un ambiente quello che diverso. aveva detto prima, Ma le associazioni oggi devono essere più ascoltate da questa giunta, perché sarebbe drammatico una giunta di centro-sinistra. Certo, messaggi, poi devo chiudere davvero. Messaggi, non so, chiedo alla regia se abbiamo ancora telefonate per raccontare a qualcuno. Complimenti Saia, finalmente un po' di verità su Bitonci, grazie. Andiamo avanti con un altro messaggio. Dottor Saia, non può criticare in questo modo il signor Bitonci senza che lui possa difendersi. Stava lavorando troppo bene e a voi non andava bene. Ricordo, perché se non rientriamo... andava bene? Ma me dico malafede, perché poi veramente sti qua non so neanche siano cittadini. Rispondo poi però... è sempre lo stesso che manda... Ma come si fa a dire che cioè, perché malafede? Cioè io do dei dati di fatto, uno può giudicare e dire non sono d'accordo, sono d'accordo, ma non si può andare sulle fantasie. Maurizio, sai, noi per correttezza lo ricordo ancora. Manda a casa uno perché fa troppo bene. Lo ricordo ancora, la settimana prossima avremo ospite Massimo Bitonci, proporremo dell'ispezione di questa trasmissione se non l'ha vista e cercheremo di sentire, anzi sentiremo anche la risposta dell'ex sindaco di Padova, perché è giusto così, anche per accontentare ovviamente i cittadini padovani, quelli che l'hanno votato. Sentiamo che abbiamo il telefono. Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto? C'è? Non c'è? Pronto? Non c'è. C'è telefonata, sto chiamando, vedo che mi scrivono, no, non telefonata. Allora andiamo a leggere i messaggi, gli ultimi due che rimanevano. Poi sul Bitonci, sì, certo, Giordani. poi la risposta sì. C'erano altri due messaggi, se la regia me li mette sul monitor, grazie. Caro Maurizio, per la salute ti auguro il meglio, ma politicamente devi seguire esattamente il tuo capo Fini, al quale va dato atto che almeno ha avuto il buon gusto di uscire dalla scena. Nicola da Padova. Mi spiace deludere questa persona, io non faccio più politica da un anno, talmente nauseato sono di quell'amministrazione. Signor Saia, le sembra giusto lo stipendio di Bettin? Ma io non sono entrato in queste dinamiche qua, non ho nessuna intenzione di giudicarle. Se il sindaco ha deciso di farlo vuol dire che... Avrai motivi suoi. Comunque mi pare che sui numeri delle spese, anche qui Bitonci dice una roba, ma poi alla fine nel totale questa amministrazione costa di meno l'entourage del sindaco, diciamo la sua segreteria eccetera, di quello che costava la precedente. Quindi... E la risposta allora ai due, al sindaco e all'ex sindaco allora, prima? Io vorrei capire perché non si riesce a fare politica e purtroppo vedo cittadini, magari anche quelli che mi sostengono non lo fanno, non è che dico che quelli che mi sostengono ragionano bene, io mi rivolgo a tutti i cittadini, ci sono quelli che guardano i fatti e sono scevri dai condizionamenti, ho votato di qua, vengo dal 1800, ero con i monarchici o cose, cioè dice questa amministrazione fa questo, ha fatto questi errori, ha fatto quell'altro, il tale assessore ha fatto questo, allora sulla sicurezza ci sono dati oggettivi, il resto è noia, ma noia pesante, perché Bitonci fa finta di non sapere che quei dati sono della provincia e pensa che siano solo della città e pensa che siano degli ultimi 8 mesi, con i giornali che fanno fatica a fare una sintesi di dati, assemblarli, dati che arrivano dalla questura, perché uno deve capire dietro le cose. Questi dati è solo 24 ore, non è che se fanno una telefonata li hanno in diretta e che sono aggiornati al giorno prima. Non siamo purtroppo un paese così telematico da questo punto di vista. La prefettura, prima di darti i dati, passano mesi perché vuole essere sicuro che siano confermati da tutto l'iter giudiziario e ti dà dei dati e quindi è normale, e lo sa bene Bitonci, che questi dati siano riferiti ai mesi passati e non a questi ultimi di quest'anno. Quindi amministrazione sua, dove c'ero dentro anch'io, non mi fa neanche comodo dirlo, perché potevo staccare prima la spina se non sono più riuscito negli ultimi tempi sono dati a fare assessore alla sicurezza i dati però sono soprattutto della provincia. Certo. Questo è conclamato da qualche anno che con le leggi che abbiamo, è meglio, con quelle che non abbiamo, che sono, là bisogna che si incazzino i cittadini, no, cioè Bitonci mi risolveva i problemi, ed è cosa? Devo chiudere. Chiudi, ma questa roba fammela dire, noi abbiamo delle normative che sono drammaticamente non idonee alla situazione sociale del paese, troppo permissive, non garantiste, che sarebbe giusto, permissive, e in questo senso più l'immigrazione gestita da cani. Allora in questo quadro
è chiaro che questi dati siano peggiori nella provincia, non perché è colpevole il sindaco di destra o di sinistra, che sia di Vigonza, di Albignasio, ma perché lì c'è meno controllo inevitabilmente. Certo, è stato chiaro, ha detto quindi, chiaro. Senta, sai, siamo arrivati alla conclusione, abbiamo sforato incredibilmente questa sera, ma sono felice perché abbiamo accontentato anche i nostri telespettatori. Se fossimo in tribunale le chiederei, giurerebbe di aver detto tutta la verità, nient'altro che la verità, lei cosa mi risponderebbe? Totalmente. Dall'inizio alla fine, e sono dispiaciuto di chi mi conosce e non mi crede. Sono onorato di quelli che non mi conoscono o mi conoscono e mi credono. Grazie Maurizio Saia. Grazie a te di avermi invitato. Non faccio politica, mi hai invitato e sono venuto perché mi hai invitato tu. Grazie, te lo dico, mi fa molto piacere. È una trasmissione seria. Maurizio Saia. Invece io do appuntamento a mercoledì prossimo con un'altra puntata di Primus Inter Pares, ospite ovviamente Massimo Bitonci, che replicherà a quanto ha detto questa sera Maurizio Saia. Buonanotte.